Amici di Wii Sport, siamo alla seconda giornata nel girone di ritorno del campionato Under 17 provinciale. Millennium che ospita l'Imesi Atletico Catania sul terreno di gioco del Bonaiuto Somma. I padroni di casa cercano un pronto riscatto dopo la sconfitta per 2-1 contro il Club Calcio San Gregorio. Sul fronte opposto l'Imesi è reduce dal KO interno per 3-1 contro la Rinascita San Giorgio. Le due formazioni in classifica sono divise da appena un punto. La formazione della Millennium: Moschella, Di Mauro, Traoré, Pennisi, Turrisi, Battaglia, Indelicato, Miceli, Urzi, Siligato, Puglisi. Risponde l'Imesi, Iovine, Trimarchi, Ficarra, Napoli, Carmelo, Napoli, Giuliano, Costa, Arcidiacono, Salemi, Santo Anastasio, Sapuppo e Sciuto. Partiamo col film del primo tempo. Dopo 2 minuti la conclusione di Napoli dalla tre quarti. Il pallone però finisce oltre la traversa. Minuto 14, calcio di punizione per l'Imesi Atletico Catania. È Santo Anastasio che prende la traversa direttamente dal tiro da fermo al 17esimo. La prima chance della Millennium, punizione centrale di Siligato, riesce a sventare Iovine. Minuto 20, la Millennium trova il gol del vantaggio. Il pallone filtrante di Urzi per Puglisi che si ritrova davanti al portiere, riesce a batterlo col destro in diagonale, a firmare il vantaggio dei suoi padroni di casa. Sono avanti al Bonaiuto Somma di Mascalucia, 1-0 Millennium contro l'Imesi Atletico Catania. Minuto 39, adesso l'Imesi ha la necessità di cercare quantomeno il gol del pareggio. L'occasione per gli ospiti arriva a 1 minuto dalla fine della frazione col tentativo centrale che viene però sventato all'estremo difensore Moschella. Di lì a poco al Bonaiuto Somma di Mascalucia finirà anche il primo tempo che dice Millennium 1 Atletico Imesi Catania 0. Decide fin qui il gol realizzato da Puglisi. Partiamo col film della ripresa. Subito l'Imesi con l'azione solitaria da parte di Sciuto che vince qui un rimpallo, avanza e cerca il destro da fuori, viene sventato dall'estremo difensore avversario. Minuto 62, il tentativo di recupero palla di Sapuppo che poi va a calciare da buona posizione ma la mette alta. 67esimo, Millennium che riesce a sfondare per vie centrali con lancio per Siligato. Ancora Siligato a rincorrere il pallone, c'è l'uscita da parte dell'estremo difensore che va a vuoto. Ancora Siligato che colpisce la traversa. Si resta allora incredibilmente sul risultato di 1-0. Siligato pensava probabilmente di aver trovato il gol anche gli avversari. Alla fine, tra la sorpresa generale, l'azione finisce in un nulla di fatto. Risponde l'Imesi dall'altra parte con il tentativo che viene affidato a Salemi. Para l'estremo difensore, ancora Imesi all'81esimo. È Sciuto che si allarga sulla sinistra, cerca l'1 contro 1 con l'avversario, poi scodella il destro in area alla ricerca di Sapuppo. L'uscita del portiere, interviene ancora un calciatore dell'Imesi. Il pallone finisce incredibilmente alto e si resta allora sull'1-0 quando arriva l'ultimo tentativo. Il calcio di punizione della Millennium respinto dal portiere, finisce così al Bonaiuto Somma di Mascalucia. Millennium batte Imesi Atletico Catania 1-0. Decide il gol al 20esimo di Luca Puglisi. Amici di Wii Sport, un cordiale saluto e come sempre alla prossima.